fammi un cenno, ok, perfetto. E allora, signore e signori, ladies and gentlemen, buongiorno Cervia! Le mani! Su, 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 su! E signore e signori, buongiorno, benvenuti! Ci siamo! Buongiorno a tutti! Incominciano così! Le seconde giornate di campionati assoluti in circuiti Siamo pronti per accogliere con la cerimonia di apertura tutte le squadre che in queste 2 giornate si esibiranno su questo campo di gara. Le facciamo subito entrare regione per regione. Ricominciamo dall'Emilia Romagna. Un forte applauso per Starlight. In le loro categorie, mini Piwi, Giant, a seguire sempre regione Emilia Romagna, Rox Campione! Per la regione Lazio, e andiamo avanti con la Liguria, Rapalacci! E andiamo avanti, Lombardia, nella categoria Piwi, Junior e Senior. E continuiamo Sporco G! Perfetto. E andiamo avanti,
ufficiale, il nostro inno italiano. Chiamo qui sul campo di gara insieme a me due boss, due pezzi grossi, due persone davvero importanti. Facciamo un fortissimo applauso per il presidente della Federazione Italiana Cheerleading e Dance, Riccardo Cavalieri, e il presidente della FISA, Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici, Cesare Bianchi. E io vi cedo subito al microfono, così tanto io prendo un po' di fiato, perché già mi sono sgolato, e poi dopo cominciamo con l'inno ufficiale, poi si comincia con queste due giornate. Salutiamo prima i giudici o dopo? Salutiamo prima. Allora, un grosso applauso anche ai nostri giudici che andiamo, io mi sono segnato i nomi perché vi dico la verità, non sono riuscito a impararmeli a memoria, però io ce l'ho segnati qui. Marco Savol. È difficile però, Lana Gavrilov, giusto? Dalla Slovenia. Poi abbiamo Pablo Roldan, Natalia Alvarez, Andrea Caputo e per finire presidente di giuria Daniela Nedelikovic. Riccardo, ti cedo il microfono per fare i saluti e poi andiamo avanti con l'inno ufficiale. Grazie Alessio, grazie a tutti come sempre per essere qui oggi alla seconda giornata di gara. Ringrazio come sempre i nostri favolosi atleti, quindi il primo applauso è per loro, che tanto impegno ci mettono a portare in alto questo sport in Italia. Ringrazio ovviamente i nostri giudici, i tecnici, tutte le persone che ci hanno aiutato ad allestire e a rendere possibile la gara. Passo la parola a Cesare Bianchi, presidente della Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici, col quale collaboriamo ormai assiduamente e ci troviamo veramente bene. Quindi il nostro progetto che sta andando sempre più avanti e questi sono i risultati. Cesare, a te la parola. Grazie mille Riccardo, buongiorno a tutti, benvenuti soprattutto qui a Cervia per questa magnifica giornata. I risultati, come già diceva Riccardo, si vedono. In queste due giornate per oggi domani abbiamo circa 1000 atleti. 1000 atleti che sono pronti qua a sfidarsi e a farci sorridere, perché il CIEC è lo sport del sorriso. Quindi io più che dare il benvenuto e non dilungarmi troppo, vi ringrazio sempre tutti di essere qua con noi, di sostenerci sempre e cerchiamo sempre di fare andare avanti questo magnifico sport, diffonderlo sempre di più in Italia ed avere sempre migliori risultati. Per il momento sembra che ci stiamo riuscendo, quindi mi raccomando, forza ragazzi, vi ricordo voi, fate sempre il meglio, quello che state facendo adesso. Grazie. Salutiamo anche i nostri sponsor ufficiali, Rivoli, Sirio Store ed Etuale Olympique, che come sempre tutto l'abbigliamento ufficiale per il cheerleading e lo sport, i nostri fotografi ufficiali di Studio 5 di Cesenatico, e io direi che facciamo alzare tutto il pubblico in piedi, tutti su, che bello, mano sul cuore perché facciamo le cose fatte per bene, e William, facciamo partire l'inno.
Grazie Riccardo, grazie Cesare. Ragazzi, siamo pronti per ricominciare, quindi tutte le squadre seguite il nostro direttore generale Alessandro Ganuti, che saluto innanzitutto, e poi vi potete posizionare sugli spalti, quindi lasciamo libero il